Buonasera, nuova edizione del nostro TG, iniziamo dai titoli. Il no della Lega non ferma il candidato di Forza Italia alla presidenza delle regioni. Occhiuto oggi a Catanzaro dice andiamo avanti, parliamo dei problemi della Calabria. Presentate le liste per le amministrative del prossimo 10 novembre, parte la sfida a Cassano, Isola Caporizzuto e Lamezia, comuni al voto dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Nessun accordo per i 92 lavoratori della Coop Service di Cosenza, inaccettabili le condizioni poste dall'azienda, appello a Cotticelli. Nuovo caso di presunta malasanità a Vibo, un uomo è morto per un aneurisma scambiato per colite, la denuncia dei familiari. Segato il palo di sostegno di una telecamera di sorveglianza e di un lampione LED in via Popilia, zona interessata da abbandoni di rifiuti. Scoperta a Cassano allo Ionio dai carabinieri un vero e proprio laboratorio per il confezionamento dell'eroina, in manette 2 fratelli. La lezione di Sandro Ruotola agli studenti del Pitagora di Rende sul giornalismo d'inchiesta, l'evento seguito da 1 migliaio di studenti. Al via a Donnice la 39esima edizione della Sagra del Vino e dell'Uva Sapori d'autunno che si concluderà domani sera. Ancora buonasera dalla redazione del TG10, dunque la politica in apertura alle prossime regionali, dunque il no della Lega non ferma il candidato di Forza Italia Mario Occhiuto che oggi a Catanzaro ha detto andiamo avanti, parliamo dei problemi della Calabria. Ha voluto incontrare i suoi sostenitori organizzati in comitati. Mario Occhiuto, ufficializzato come candidato di Forza Italia alla guida della Regione Calabria, a Catanzaro parla di scelta basata sul lavoro fatto. Una scelta non tanto basata sulla mia persona ma sul lavoro fatto in questi anni nella città di Cosenza, che ha dimostrazione che tutto si può fare. Quindi siamo partiti da tempo, abbiamo un progetto politico che stiamo portando in giro e quindi anche ovviamente aperto ai partiti politici. Forza Italia ha aderito da tempo e ieri c'è stata questa ufficializzazione del partito anche a livello nazionale. La Lega intanto però annuncia di non volerlo sostenere, ecco la risposta di Occhiuto. Noi abbiamo un progetto politico che è fondato su alcune idee importanti, su questi siamo aperti a condividerlo con gli altri e se aspettiamo queste condivisioni, se non ci saranno andremo avanti comunque come abbiamo sempre detto, non è una difficoltà per noi perché noi pensiamo che dobbiamo parlare dei problemi dei calabresi ai calabresi. L'unità è un valore ma non è il valore essenziale, cioè calare dei candidati dall'alto spesso non ha risolto i problemi della Calabria. Quindi Occhiuto non arretra e afferma di essere stato investito di una vera e propria missione. Se fosse per me mi farei benissimo da parte, penso che tutte le cose belle sono contrastate anche come questa candidatura, però io sono spinto da tante persone, ecco, è una missione, oggi non è tanto fare il governatore per gestire il potere, il governatore deve gestire i problemi e deve soprattutto avere una visione complessiva di quello che può essere il futuro di questa regione, quindi noi abbiamo tantissime persone che ci spingono in questo progetto, che credono in questo progetto, mi sembra una cosa assurda e anche mi sembra di fare del male a tutte queste persone mollare questa loro convinzione. Ecco, noi ci mettiamo in discussione, lo abbiamo fatto perché abbiamo queste spinte, perché ci crediamo, a un certo punto della vita uno pensa di essere anche utile alla società, non è una questione personale, vi assicuro, non è neanche una velleità, è proprio la volontà e secondo me anche la convinzione che in Calabria si può cambiare e questo lo dobbiamo ai nostri figli. E ancora non è completo il quadro dei competitor in campo per le regionali. In queste ore c'è fibrillazione tra le coalizioni e tanti gli incontri al vertice per definire nomi e alleanze. Vediamo di capirci qualcosa. Forza Italia tiene e impone il suo candidato. La Lega prova a fare resistenza, ma accordi romani non ammettono deroghe. Dall'altra parte il PD ha quasi scaricato Liverio, il quale però non ha alcuna intenzione di fare passi indietro ed è molto probabile che alla fine decida di correre da solo, magari in compagnia del gruppone dei presidenti di circolo che lo hanno sostenuto e ne sostengono la candidatura. Qui è tutto in divenire. Intanto Zingaretti e Di Maio sono alle prese con la definizione degli ultimi dettagli per la costruzione del polo civico, che porterà alla scelta, come ha ricordato nella giornata di ieri il commissario Graziano, all'individuazione di un candidato civico. In realtà questo candidato da cercare c'è già e si chiama Pippo Callipo, assai gradito alla base pentastellata. E per chiudere questa finestra sulla politica calabrese, riportiamo un sondaggio apparso oggi sul giornale Il Fatto Quotidiano. Sondaggio che è stato realizzato da GPF Inspiring Research.
che riporta come intenzione di voto un 28,2% al centrodestra e un 18,7% per l'asse 5 Stelle PD. Nel sondaggio viene anche indicata una percentuale di indecisi o di non votanti, che tocca, pensate, quota 53%. Presentate le liste per le amministrative del prossimo 10 novembre, parte dunque la sfida a Cassano, Isola Caporizzuto e Lamezia Terme, comuni al voto dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Con la presentazione delle liste entra nel vivo nei comuni calabresi chiamati al voto il prossimo 10 novembre la campagna elettorale per le amministrative. A Isola Caporizzuto sono 3 i candidati a sindaco. Nella cittadina del Crotonese si torna alle urne dopo 2 anni di scioglimento per condizionamenti della criminalità organizzati in seguito all'operazione Johnny sulla gestione del CARA e sulle ingerenze della Cosca degli Arena. Ecco i programmi degli aspiranti primi cittadini. Questo è un progetto di rinnovamento per l'intero paese, l'intero territorio e abbiamo l'ambizione di riportare il paese alla normalità. L'identificazione della comunità con se stessa è una ricreazione del contesto sociale e questi sono i punti fondamentali del nostro programma amministrativo e politico. È un'operazione dal basso che tende a partire dai valori dell'unità del territorio, i valori del cristianesimo, è un'idea di sviluppo basato sul binomio natura-cultura. A Cassano allo Ionio, centro del Cosentino, si torna alle urne dopo il commissariamento dell'amministrazione comunale per infiltrazione mafiosa. In campo 2 candidati a sindaco, Gianni Papasso che ci riprova dopo essere stato rimandato a casa dal Ministero dell'Interno nel 2017 e Francesco Lombardi. 3 le liste a sostegno di Papasso, 4 invece per Lombardo. Non ci sono liste con simboli di partito. Altro comune al voto dopo lo scioglimento anticipato per infiltrazioni mafiose è Lamezia Terme. 6 i candidati a sindaco. Il centrodestra senza la Lega sosterrà il promoter Ruggero Pegna. Il PD sarà con l'imprenditore Eugenio Guarascio, coalizioni civiche per l'ex sindaco Paolo Mascaro e per l'avvocato Rosario Piccioni. Il Movimento 5 Stelle sosterrà Silvio Zizza, commercialista, mentre Massimo Cristiano correrà con 2 liste civiche afferenti all'area di destra. Nessun accordo per i 92 lavoratori della Coop Service di Cosenza, inaccettabili le condizioni poste dall'azienda, l'appello a Cotticelli. Eccolo l'accordo di Reggio, anzi il mancato accordo proposto dalla Coop Service ai 92 dipendenti che, nonostante le rassicurazioni dello stesso commissario ad acta, Saverio Cotticelli, temono per il posto di lavoro. Stamattina alcuni di loro sono venuti in redazione, ci hanno spiegato le condizioni poste dall'azienda. La proposta che è stata fatta lì a Reggio al tavolo regionale, all'ufficio regionale del lavoro, è stata questa: o 30 licenziamenti oppure un taglio delle ore, quindi da 130 ore mensili a 90 ore mensili. Il demansionamento per questi lavoratori significa non solo un cambiamento delle competenze nelle corsie dell'ospedale, ma anche un taglio sostanziale delle ore di lavoro e dello stipendio percepito. In media si passerebbe da circa 1.000 euro al mese ad esattamente la metà. Significherebbe trovarsi in una fascia veramente che rasenta la povertà. Questo è il mio caso, perché io sono capofamiglia, è il caso di tanti altri colleghi. Significherebbe veramente, significherebbe che purtroppo la sanità con noi ha creato dei nuovi poveri. Nelle scorse settimane la loro vertenza ha fatto rumore, sono rimasti giorni e notti sul tetto dell'azienda ospedaliera di Cosenza, gli striscioni li hanno accompagnati in prefettura. Oggi non ci sono le azioni eclatanti, ma la lotta continua. Non si può sacrificare nessuno dei nostri colleghi per avere un orario pieno, siamo una squadra, quindi continueremo la nostra lotta, non so dirle come e quando aspettiamo questo tavolo, ma sicuramente ci sentiranno ancora. La speranza riposta in un nuovo incontro da tenersi nel palazzo di governo della città dei Bruzzi. Io penso che si possa fare qualcosa di più per mantenere quella paga oraria e le ore contrattuali. Speravamo nel 17 perché, ripeto, potevamo articolare discussioni che probabilmente non sono state fatte a Reggio Calabria
Volevamo spiegare a Cotticelli quello che ci stava capitando. Speriamo che si possa o anticipare o posticipare, perché comunque noi vorremmo che si effettuasse il tavolo. Nuovo caso di presunta malasanità a Vibo, un uomo è morto per un aneurisma scambiato per colite, la denuncia dei familiari. Morto per un aneurisma addominale scambiato nell'ospedale di Vibo Valentia per una colite, quanto hanno denunciato ai carabinieri familiari di un 79enne di Limbadi, vigile urbano in pensione deceduto il 6 settembre scorso. Secondo la denuncia presentata dai familiari, il 79enne il 6 settembre scorso si è sentito male lamentando forti dolori addominali. La moglie ha chiamato il medico di famiglia, poi la corsa al pronto soccorso, l'arrivo in codice rosso allo Iazzolino, ma appena arrivati, ha detto la donna, un insegnante in pensione al Quotidiano del Sud, la valutazione della condizione del 79enne sarebbe stata però declassata a codice giallo perché la sua patologia è stata scambiata per una colite. Mio marito, ha detto ancora la moglie, è stato addirittura dimesso ma non ha fatto in tempo ad uscire dall'ospedale, che ha subito avuto un collasso sulla barella, quindi il trasferimento all'ospedale di Catanzaro, dove è deceduto 2 giorni dopo. I familiari sono così rivolti ad un legale, hanno presentato la denuncia chiedendo l'accertamento di eventuali responsabilità da parte dei medici del pronto soccorso dell'ospedale. Segato nella notte il palo di sostegno di una telecamera di sorveglianza appena installata nel quartiere di Via Popilia a Cosenza. L'obiettivo evidentemente risultava scomodo a chi vuole continuare la pratica dell'abbandono dei rifiuti. Ecco cosa resta del lampione sul quale ieri era stata installata una telecamera di sorveglianza per contrastare l'abbandono dei rifiuti nella zona di Via Popilia. Stanotte qualcuno si è preso la briga di segare il palo posizionato in largo della consulta femminile che reggeva la telecamera e i moderni LED del lampione. Le prime foto del risultato dell'atto vandalico le ha postate il sindaco della città, Mario Chiuto, sul proprio profilo Facebook, condannando il gesto, che oltre a causare un danno economico è un grave segnale di opposizione a ciò che da anni è in corso in molte città della Calabria, che attraverso la raccolta differenziata e il rispetto delle regole tentano di migliorare la qualità della vita e consegnare alle giovani generazioni un ambiente più salubre. La presenza delle telecamere, ce ne sono diverse sparse per il popoloso quartiere e altri della città, si è resa necessaria per ostacolare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti da parte di chi, o perché non censito o per altri motivi, decide di non effettuare lo smaltimento secondo le regole del nuovo sistema. Inutile dire che nelle zone dove è più alto il tasso dei trasgressori aumenta esponenzialmente il numero degli abbandoni, perché chiunque si sente legittimato a lasciare i propri rifiuti su cumuli già esistenti pensando di non arrecare danni. Una logica perversa che non fa che peggiorare le condizioni di vita delle famiglie che invece rispettano le regole ma sono costrette a vivere circondate dalla spazzatura. E a proposito di abbandoni vi mostriamo adesso l'immagine, eccola, postata dal sindaco di Carolei, Francesco Iannucci, sulla propria pagina Facebook. Il primo cittadino ringrazia con sarcasmo chi ha scaricato questo cumulo di immondizie vicino al Ponte degli Alimeni e si augura che le telecamere di sorveglianza abbiano ripreso gli autori per denunciarli per disastro ambientale. Le altre notizie di cronaca adesso nei nostri 100 secondi. Con l'accusa di detenzione di ingenti quantitativi di eroina, 2 fratelli di Cassano allo Ionio, 52 e 50 anni, sono stati arrestati dai carabinieri militari nell'azienda agricola di cui i fratelli sono titolari. Hanno scoperto un vero e proprio laboratorio per la divisione e il confezionamento della sostanza stupefacente, sequestrate diverse confezioni in plastica contenenti eroina. Poco distante dal laboratorio, uno dei 2 è stato sorpreso a scavare una buca nel terreno in cui nascondere in un barattolo sigillato 250 grammi di sostanza stupefacente. Una maxi piantagione di marijuana è stata scoperta dalla polizia nel Parco Nazionale d'Aspromonte. Trovate ed estirpate 2500 piante di marijuana pronte per la raccolta. Le piante sono state distrutte. La canapa immessa sul mercato illegale avrebbe fruttato €500.000. In manette un 55enne a Petilia Policastro nel Crotonese. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ed è stato portato nel carcere della città pitagorica.
una fiaccolata silenziosa per stringersi intorno alle famiglie di Alessandro Algeri, Mario Chiappetta, Federico Lentini, Paolo Iantorno, in programma lunedì 14 ottobre a Cosenza. Nel corso dell'iniziativa promossa dal gruppo Life sarà ricordato anche Salvatore Pigliuzzi, il 18enne morto a causa di un malore mentre giocava a calcio. La fiaccolata partirà alle 18:30 da Piazza Loreto, dove saranno distribuite le candele. Il corteo si muoverà poi fino alla chiesa di Cristo Re a Via Popilia, dove si terrà la Santa Messa celebrata dall'arcivescovo di Cosenza, Monsignor Francesco Nolè. Il giornalismo d'inchiesta tra coscienza politica e legalità. Il liceo Pitagora di Rende ha invitato il giornalista Sandro Ruotolo e gli studenti hanno interagito dimostrando grande attenzione per i temi relativi alla libertà di stampa e alla ricerca della verità. Chi l'ha detto che i ragazzi di oggi sono disinteressati da ciò che li circonda, dall'attualità, dalla libertà di stampa? Beh, ci sono un migliaio di motivi per credere nel contrario. Guardate la platea del Cinema Teatro che ha accolto il giornalista Sandro Ruotolo, tanti studenti, presenti e coinvolti negli argomenti trattati. Secondo il suo parere, chi è che ha realmente paura del giornalismo d'inchiesta? Noi dobbiamo illuminare il territorio. La mafia ha bisogno del buio, perché chi commette il reato, la cosa illecita, ha bisogno di non farlo sapere, se no viene arrestato, viene preso, e quindi i poteri cosiddetti occulti lavorano nell'ombra. Viene a Rende che facciamo un incontro con gli studenti, poi mi sono trovato nel cinema di Rende, ho trovato più di 1000 studenti, è stata una cosa straordinaria, ma questo almeno a me dice parecchie cose. Siamo nell'era dell'elogio dell'ignoranza, no? I social media, l'odio, il rancore, si rivendica l'ignoranza, per cui le fake news, e poi in realtà vedi, soprattutto tra i giovani, ma non solo, vedi una parte del paese che invece vuole essere informata. Le pressioni della camorra, la vita sotto scorta, le questioni internazionali, la battaglia di verità sulla morte della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, lo sguardo sulla Calabria da parte di chi non la vive ma ama il Sud, e poi la domanda più difficile. Se vista la situazione non è il caso di mollare. No, non è mai il caso di mollare, perché è anche una cosa che bisogna sempre dire, e che non siamo all'anno zero. La mia è la generazione che ha visto prefetti, magistrati, sindaci dire che la mafia non esisteva. Poi in realtà abbiamo scoperto, e quindi per dire che all'inizio non c'erano gli anticorpi, poi gli anticorpi si sono creati. L'incontro del giornalismo d'inchiesta tra coscienza politica e legalità rientra nelle iniziative organizzate dal liceo Pitagora di Rende, un modo di viaggiare oltre i muri dell'aula. Gli studenti hanno partecipato tutti a questo incontro con Sandro Ruotolo proprio in virtù del fatto che loro sono avidi di conoscenze, in riferimento anche a come il giornalista puro si muove per combattere le mafie e quant'altro, e quindi hanno fatto veramente un lavoro eccezionale. Si concluderà domani sera la 39esima edizione della Sagra dell'Uva e del Vino di Donnici, sapori d'autunno. Taglio del nastro anche quest'anno per l'attesa Sagra dell'Uva e del Vino Sapori d'autunno, in programma nel borgo antico della frazione di Donnici fino a domani sera. Degustazioni gastronomiche e visite guidate sono al centro della manifestazione, che offre anche molte occasioni di intrattenimento. Come ogni anno è possibile raggiungere Donnici comodamente grazie alle navette dell'Amaco. La 39esima edizione di una festa importante per il borgo di Donnici, dove per 3 giorni si rivive il borgo antico, si rivivono i vicoli, la sua storia, la sua bellezza attraverso l'enogastronomia, attraverso le eccellenze del territorio, i vini delle terre di Cosenza, ma anche tanti sapori, colori, profumi che in qualche modo coinvolgono i bambini, gli adulti, le famiglie, ma anche tanti turisti, i turisti del turismo enogastronomico che ormai da anni giungono
arrivano qui da ogni parte d'Italia. È assolutamente un evento molto atteso nella nostra città da tutti, grandi, piccini e anziani. Abbiamo messo su un programma che fosse appunto di tutti e per tutti, tanti artisti si alterneranno durante le 3 serate, tantissimi spettacoli, laboratori per bambini, e ci sarà da divertirsi. Al centro ci sarà la musica etnopopolare perché rispecchia appieno l'atmosfera di festa della sagra di Donnici. A Castrovillari la 5ª edizione del premio Frontiere Aperte. Premio Frontiere Aperte, 5ª edizione, al regista, scrittore e produttore coriglianese Giovanni Algeri, diversi documentari e cortometraggi al suo attivo, vincitore di numerosi festival in tutto il mondo, tra cui il Barcellona Film Festival e il Los Angeles Film Awards. Il regista, tra l'altro, ha diretto il cortometraggio Violet, il film di Angela Miceli. Il set è stato, diciamo, intenso, molto intenso. L'associazione che era presente sul set ha potuto anche vedere con i propri occhi quanto sia dura poi la vita da set, però poi ne vale sempre la pena, in questo caso in particolar modo perché è una storia che può servire, diciamo, a differenza degli altri film che servono principalmente comunque a trasmettere qualcosa, un'emozione, in questo caso c'è anche uno scopo sociale. Speriamo veramente che possa arrivare, insomma, ai ragazzi ma anche ai grandi, perché ora il tema, appunto il titolo Violet, la dice lunga sul tema. Finalmente possiamo dire sì, ce l'abbiamo fatta. Hai detto il tuo film, mi piace dire il nostro film, perché veramente è stato un movimento di persone che si sono prodigate a sostenere questa iniziativa. E sì, lo ribadisco con gioia, ce l'abbiamo fatta. Il film è stato interamente girato nella nostra provincia, per la precisione a Corigliano, e sì, stasera avremo il regista che sarà premiato, perché è un ragazzo che merita, è un ragazzo in gamba, è un ragazzo giovane che ha già un bel curriculum alle spalle, quindi sì, meritava davvero. Adesso la pagina sportiva. La Serie B è ferma ai box per la pausa dedicata alle nazionali. Le 2 squadre calabresi hanno programmato diversamente la sosta, mentre il Cosenza ha anticipato il riposo per la maggior parte del gruppo. Il Crotone si fermerà domenica e lunedì. Il Marulla però ha lasciato le porte aperte per alcuni elementi che stanno recuperando da infortuni e acciacchi. Uno di questi è Ashraf Lazar, che ha già conquistato la piazza nelle 2 brevi apparizioni e adesso vuole trovare continuità per sé e per la squadra. Spero di poter dare quello che si aspetta al pubblico, se non di più, perché sono venuto qua in una realtà dove devo lavorare tanto, sto cercando di ritornare il Lazar di una volta, se non più forte, quindi sia a Cosenza che nel mio progetto personale è la scelta perfetta per poter arrivare in quel gradino importante dove voglio arrivare. È stato l'esterno marocchino il jolly giocato dal direttore Trinchera per venire a capo dell'affare Rivière. L'attaccante della Martinica si è presentato con un gran gol, ma Lazar lo conosce bene e sa che non si fermerà qui. Lui non si accontenta di così poco, perché è un ragazzo che ha un obiettivo, che ne abbiamo parlato sia io con il direttore, anche il mister ha sentito qualcosa e c'è un obiettivo importante di quello che deve fare quest'anno, quindi non credo che sia accontentato di un gol. A Crotone parola a Luca Marrone, che si è calato alla perfezione nella squadra di Stroppa, contribuendo al raggiungimento del primo obiettivo stagionale, quello di approcciarsi meglio al campionato rispetto allo scorso anno. L'obiettivo è quello di migliorarci giorno dopo giorno con gli allenamenti. Il mister su questo ci crede tanto e ci crediamo anche noi. Quindi vogliamo cercare di fare più punti possibili e vedere poi dove saremo. In Serie C, oltre al derby tra Reggina e Catanzaro, riflettori puntati sulla Vibonese di Scena a Francavilla e sul Rende a caccia del primo successo contro la Cavese. Le previsioni del tempo adesso. Sarà un fine settimana caratterizzato da tempo soleggiato e clima piuttosto caldo per il periodo, grazie alla presenza di un vasto campo di alta pressione presente su tutto il Mediterraneo. Domani sereno ovunque con temperature sopra le medie del periodo. Passiamo ai mari e ai venti, domani mari calmi o al più poco mossi, venti deboli a regime di brezza. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria.
Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.